Oggi abbiamo portato la risoluzione in Consiglio regionale sulla gravissima crisi che c'è in questo momento in Venezuela, non solo una crisi dal punto di vista politico, della democrazia, ma anche una crisi umanitaria di mancanza di cibo, di medicinali e anche del fatto che in questo paese non si fanno neanche più entrare le organizzazioni umanitarie. Abbiamo ricevuto anche una folta delegazione di italo-venezuelani che ci hanno portato tutta la drammaticità della loro situazione e della situazione che è un paese molto vicino a noi, molto vicino anche al Veneto, in quanto la più grossa comunità di italiani presente in Venezuela è proprio veneta. È un paese che fino a qualche anno fa era un paese prospero, ricco, è un paese pieno di petrolio, è il terzo produttore al mondo di petrolio e che vive una situazione paradossale di crisi, di carestia anche alimentare e di crisi umanitaria gravissima. Chiediamo che venga ripristinata la democrazia, i diritti civili, i diritti umanitari delle persone e anche di coloro che sono stati imprigionati in carcere. Ci sono tantissimi, centinaia e centinaia di prigionieri politici e ogni giorno nelle manifestazioni muoiono tantissime persone nelle manifestazioni contro il regime di Maduro. Ringrazio anche i consiglieri regionali di tutti i gruppi che hanno votato all'unanimità questa risoluzione. Como italo-venezolana chiedo al governo italiano azioni più concrete contro la dittatura, non contro un popolo ma sì contro il regime dittatoriale che sta facendo soffrire tanto il popolo venezuelano. Chiediamo sanzioni concrete, ringrazio anche il presidente della regione Veneto a chi ho incontrato un poco prima, ringrazio la vostra solidarietà, il vostro supporto in questo momento tan difficile per il Venezuela. Ringrazio anche i consiglieri che hanno approvato con unanimità questa risoluzione a favore del Venezuela in contro di questa dittatura per chiedere giustizia e che si siano rispettati i diritti umani fondamentali nel nostro Paese.